L'analisi che abbiamo cercato di fare è sui molti punti emersi dalle interviste e che insieme all'amico Alfredo Martini abbiamo cercato di sistematizzare ponendo all'attenzione del dibattito di oggi alcune questioni di fondo. La prima questione riguarda il superamento delle contrapposizioni tra città storica e città metropolitana, da tutti sottolineata come ineluttabile se si voglia realmente guardare positivamente e con costrutto al futuro. Un futuro che dipenderà in maniera determinante dalla nostra capacità di comprendere e individuare cosa e come la città storica potrà dare alla città metropolitana e viceversa come quest'ultima sia una reale opportunità per la prima. A mio avviso va ricomposta quella bidimensionalità tra città immersa nella laguna e il background della terraferma. Una terraferma vista come una realtà metropolitana, ma non quella della nostra provincia, cioè la città metropolitana di Venezia, che è l'ex provincia, a mio avviso è troppo stretta. Deve essere una realtà metropolitana policentrica, connessa con le altre realtà urbane, innanzitutto Padova e Treviso, che sono molto vicine a noi, ma spingersi fino a Vicenza, creando quel nodo nevralgico nazionale e addirittura europeo di cui, se avete letto le interviste, ne parla Paolo Costa in una delle sue uscite. È necessario dunque dare a Venezia quell'identità contemporanea che Gabriele Acchiellino ha richiamato nella sua intervista. Un'identità fondata sui nuovi paradigmi delle transizioni ecologica e digitale, la sostenibilità e l'innovazione. Una Venezia che poggi su alcuni pilastri che fanno il polo strategico di questa realtà metropolitana. Centro storico, laguna, Mestre, Marghera e il litorale. Ecco, un buon punto di partenza, concepire Venezia come integrazione virtuosa tra questi punti cardinali, individuandone i reciproci elementi di forza, le potenzialità, le criticità dipendenti proprio da una marcata integrazione. Poi, volendo, secondo una logica SWOT, andrebbero anche individuate alcune minacce legate al contesto globale, così come gli scenari politici nazionali e internazionali. Un esercizio da sviluppare con maggior rigore e puntualità, sicuramente di quello che siamo riusciti a fare con queste interviste nei prossimi mesi, perché l'obiettivo nostro è di proseguire in questo lavoro, cioè non vorrei che questo nostro convegno si fermasse qui e non avesse una progettualità e non portasse avanti un'idea più fattiva, più reale. Restando alle analisi di sintesi raccolte, vale la pena segnalare, secondo me, altri due elementi ampiamente condivisi. Il primo riguarda lo scenario diverso che ha caratterizzato gli ultimi anni i 4 poli sopra richiamati. Da un lato un centro storico che, come ha ricordato Ezio Micelli, ha visto il proprio modello economico passato da un centro di produzione di ricchezza all'attuale basato prioritariamente all'estrazione della rendita turistica. Dall'altro la profonda trasformazione e rivalorizzazione della terraferma e di Mestre in particolare. Ugualmente abbiamo assistito a un degrado dell'area lagunare a fronte di uno sviluppo straordinario del litorale. Tutto ciò ha ovviamente comportato importanti fenomeni demografici migratori, ma anche il trasferimento di reddito e quindi di ricchezza. Si tratta di prenderne atto e di lavorare per la costruzione di un nuovo equilibrio, andando a individuare come in una logica di integrazione virtuosa, di interconnessione di valori, di vocazioni e di potenzialità, la città storica e la laguna possano diventare una risorsa strategica. E viceversa comprenderne come le dinamiche trasformative che hanno caratterizzato anche Marghera possano costituire le opportunità per un'inversione del trend demografico di depauperamento della città storica, perché sapete bene che il maggior difetto di questa città è che tutti i giorni perde abitanti, e la lettura che viene data dall'avvocato Barel in una
nella sua intervista, di una Venezia città moderna, vitale, sia sul piano urbanistico ed architettonico che su quello economico, sociale e culturale, che ha saputo farlo senza perdere il cordone ombelicale con il centro storico, cito le sue parole, costituisce un riferimento per capire come la città storica possa sprigionare energie nuove nell'ambito di funzioni e servizi essenziali per la nuova economia e al tempo stesso di rinnovata attenzione per la cultura e lo sviluppo sostenibile. Penso che un'analisi seria di quanto è successo nell'ultimo ventennio potrebbe essere utile per evidenziare le cause e soprattutto ricondurre l'operatore pubblico al suo ruolo di attore centrale, nel bene o nel male. A mio parere è stato molto nel male ultimamente, almeno appunto negli ultimi 20 anni, lasciando che l'economia abbandonasse Venezia. A banche, a grandi aziende pubbliche e private non sono state offerte alternative in termini di servizi, di logistica o una prospettiva per poter restare. Oggi è l'auspicio che vi si possa essere un'inversione di tendenza che non può che partire da una consapevolezza, a mio avviso, che il problema di Venezia non è la residenza, ma è il lavoro. La seconda, la residenza, è funzionale al primo. Se sapremo ricreare opportunità occupazionali, la gente tornerà e allora le abitazioni e il patrimonio immobiliare ritorneranno ad essere funzionali appunto a una ripresa economica. Il progetto che stiamo promuovendo con l'università e con la collaborazione del Comune di convogliare parte del patrimonio immobiliare sulla domanda degli studenti va in questa direzione. Un progetto di cui parlerà con maggior dettaglio il rettore Ferlenga e che ha trovato il consenso e il pieno appoggio da parte anche della nuova rettrice di Ca' Foscari, che nell'intervista ha posto con forza il tema di Venezia, città universitaria internazionale, puntando oltre che sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, sui luoghi, sulla storia, sul paesaggio, sviluppando progetti, creando indotto e servizi. È venuto il momento che il patrimonio pubblico si trasformi in una risorsa per creare nuove opportunità economiche, per attirare idee, progetti, mettendo a disposizione quelle infrastrutture, anche non soltanto fisiche, in grado di fare di Venezia un luogo attrattivo per impiantare nuove attività. In questa ottica diventa altresì rilevante sfatare altri miti, ad esempio quello di una Venezia poco dinamica, di una Venezia lenta, quando, a mio avviso, chi si muove un po' nel territorio, soprattutto nelle grandi città, passa gran parte della propria giornata in macchina, in coda, mentre a Venezia i veneziani in 20 minuti vanno da una parte all'altra della città e si raggiunge qualsiasi punto della città. In questa enorme isola pedonale, fatemi dire, è l'isola pedonale più bella del mondo. Se si vuole veramente, e non a parole, restituire alla città un'attrattività economica e riportare residenti e lavoro a Venezia, allora non si può non mettere al centro di qualunque progetto che abbia un senso e una possibilità reale di raggiungere questi obiettivi una totale riconfigurazione del sistema dei trasporti tra la città storica e la laguna e la terraferma. A mio avviso si devono iniziare a ripensare i mezzi, ovvero i vaporetti anacronistici, lenti, certo pittoristici, ma così si alimenta un'immagine disneyana che è quella che proprio noi non vogliamo. Perché non puntare su nuovi mezzi moderni, puntando su motori elettrici come quelli che troviamo poi peraltro in altre città che hanno del rapporto con l'acqua, quali Parigi, Olanda, in tutte le città d'Europa? Che vorrebbe dire scegliere realmente la sostenibilità. In secondo luogo, la gestione dei flussi del traffico marittimo in grado di segmentare la domanda, gestendo in maniera differenziata turismo e attività economiche. Chi lavora a Venezia, chi ha un'attività, è penalizzato, è considerato di interesse secondario.
Non è possibile che tutto sia soltanto o prevalentemente in funzione dei turisti. Va perseguito l'obiettivo di saper separare la mobilità delle persone da quella per le merci, tema che si lega all'altrettanto importante di una logistica funzionale al sistema economico che ancora opera a Venezia. A mio avviso è estremamente urgente predisporre dei veri e propri centri di smistamento, regolandone l'attività anche in relazione ai trasporti. Tutto questo si lega strettamente alla crisi perché ha colpito l'azienda comunale dei trasporti, che senza i turisti, con le poche risorse che ha oggi, a causa appunto della mancanza dei turisti, ha ridotto i servizi penalizzando chi? Penalizzando i cittadini, in particolare i cittadini che lavorano e abitano nelle isole. E questo è un altro dei temi che va affrontato. Appare evidente che bisogna trovare nuove soluzioni, pensare dei collegamenti esterni alla città. Nel passato si sono perse occasioni storiche, non solo la Translagunare, che ha avuto anche lì appunto un sacco di polemiche, ma non mi dilungo, se no non finiamo più, ma anche è un mio pallino l'utilizzo del Mose come infrastruttura di collegamento sotterraneo che poteva realmente aprire una nuova via di comunicazione, una via ciclopedonale che avrebbe comunicato Cavallino-Chioggia. Se poi pensiamo al ciclopedonale che è stata costruita adesso fino a San Vito del Tagliamento, provate a pensare che per tutta la lunghezza della nostra lunghissima provincia si sarebbe andato in bicicletta da San Vito al Tagliamento fino a Chioggia, solo sfruttando un po' quelle enormi e bellissime, devo dire, gallerie che ci sono all'interno del Mose. Poi c'è la mobilità che riguarda Mestre, cioè la terraferma, il collegamento con la terraferma. Io mi sono sempre chiesto, passando sul Ponte della Libertà, perché le ferrovie non si è creato al posto della linea ferroviaria una serie di treni veloci che collegano Mestre a Venezia, creando una stazione non di testa come quella di Venezia, ma fermandosi a Mestre e poi con un trasferimento veloce, con treni senza autista, senza conduttore, che vadano in continuazione su e giù sul ponte, ce ne starebbero una quantità che smisterebbero qualsiasi persona volesse entrare in città in un sistema più comodo. I miei amici colleghi si lamentavano che oggi sono arrivati a Piazzale Roma, per esempio, una giornata particolare, sì è giovedì, ma non siamo durante il weekend e non c'era posto per mettere le macchine, però uno non è che può mettere la macchina a Mestre, aspettare il treno, prendere il treno e via così. Cerco di andare veloce, però i temi sono molti. Infatti mi è piaciuto molto l'invito dell'avvocato Barel nella sua intervista a governare l'acqua, indicandone con precisione ed esempi progetti concreti. Il significato è far funzionare il Mose, frenare il motondoso, allontanare le grandi navi dal bacino di San Marco, pulire periodicamente i canali, alzare le rive, disinquinare la laguna. Una vera e propria piattaforma, avvocato, volta a mettere al centro di un progetto di sviluppo la sicurezza di Venezia innanzitutto e della laguna, ma anche indicare precise opportunità strettamente connesse a quegli obiettivi di sostenibilità che possono, se perseguito, costituire importanti occasioni di sviluppo economico per tutta l'area lagunare, così come per la città storica. Sono le occupazioni e i mestieri da valorizzare, in forte sinergia con le caratteristiche insediative e paesaggistiche richiamate nell'intervento di Ferlenga. Ma guardare l'acqua vuol dire anche puntare su quel laboratorio a cielo aperto della transazione sostenibile proposto da Gabriella Chiellino, che dovrebbe basarsi su un grande progetto di salvaguardia del microsistema paesaggistico oggi in pericolo di fronte ai cambiamenti climatici e agli attuali livelli di inquinamento. E là dove invita a puntare sulla valorizzazione della localizzazione del waterfront, sembra richiamare
quella frase che ha detto Paolo Costa nella sua intervista, valorizzazione della localizzazione filobanchina Marghera. Il tema del waterfront di Marghera è un tema che discutiamo da anni e a me, dico, non so, io non sono una persona che può risolvere, però sinceramente tutte queste eterne discussioni mi lasciano alquanto perplesso, anche perché poi le cose abbiamo visto che prima o poi succedono al di là delle nostre volontà, e stare a discuterne e basta, poi succede come è successo qualche giorno fa per il porto, che hanno deciso che le navi non arrivano più, e l'hanno deciso appunto da un giorno per l'altro. Il porto di Venezia si deve spostare, peraltro si deve spostare in un posto non ancora preparato, per cui non ho capito questa loro presa di posizione, però va bene. Veniamo un po' ai costruttori, cioè noi siamo costruttori, provo a buttare giù un po' quello che potrebbe essere il ruolo delle costruzioni alla luce di queste prime idee che abbiamo buttato giù. Le opportunità per le costruzioni sono diverse, chiamano in causa le capacità e la storia di un'industria che è stata sempre protagonista dalla nascita e della nascita e della trasformazione edilizia e architettonica, e che ne garantisce anche una manutenzione costante, fatta appunto di saperi, di utilizzo di tecniche tradizionali, ma anche di attenzione alla ricerca e all'innovazione. L'industria veneziana delle costruzioni, con la sua storia, appunto di 75 anni, quantomeno come associazione, ma appunto la città ha 1600 anni, è stata costruita. Ci tengo a riconoscerlo perché qualcun altro non ce l'ha riconosciuto. Lascio a voi pensare chi è che non ce l'ha riconosciuto. Dicevo, l'industria veneziana delle costruzioni con la sua storia si ripropone da protagonista nella convinzione che anch'essa deve fare i conti con i profondi cambiamenti che hanno e continuano a caratterizzare i nostri territori, sapendo accettare le sfide della qualità, della sostenibilità e dell'innovazione. Tuttavia, per farlo necessita di un contesto e di una consapevolezza generale sul suo valore e sull'importanza che essa può continuare a rivestire nei processi di trasformazione e di conservazione della città storica, così come della città metropolitana. Vado a chiudere con 2 punti. L'avere posto al centro della nostra visione la forte integrazione tra le diverse storie e le diverse dimensioni che caratterizzano Venezia storica e metropolitana richiede una costante e solida interazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, che deve portare, come sottolineato in più punti delle nostre interviste, a una governance forte e a una strategia condivisa. Noi vogliamo lavorare per questo. Lavoreremo per quella che Ferlenga ha definito una pianificazione che punti a un rilancio dell'integrazione tra studio e lavoro, guardando alla possibilità di attirare progetti e professionalità legate alle nuove tecnologie, con l'opportunità di operare in un luogo ad elevata offerta di welfare e di qualità della vita. Come dicevo prima, Venezia credo che sia una delle più belle città del mondo dove vivere, credo. Allora, dicevo appunto una visione condivisa. È importante arrivare a condividere una visione di futuro sostenibile, cioè un futuro, sostenendola con obiettivi chiari e fondati sulla nuova identità di Venezia che insieme intendiamo definire ed affermare. Si tratta di un passaggio propedeutico a qualsiasi altra azione e intorno ad essa diventa importante condividere e lavorare per cambiare il modo di raccontarla, superare vecchie concezioni, aprirsi al confronto, definirne i confini e delinearne le caratteristiche in termini di potenzialità e di opportunità. Questo porterà inevitabilmente a rappresentare questa nuova Venezia diversamente da quella che oggi è una rappresentazione dominante. Nell'era della comunicazione, dove troppo spesso il messaggio supera per forza la realtà sostanziale delle cose, la narrazione può fare la differenza. La narrazione che io credo vada proposta non potrà che essere sostanziata dalla comprensione approfondita di una realtà in forte trasformazione, sapendo costruire una proposta articolata e convincente, che sappia progressivamente aggregare idee, persone e realtà sociali.
Una proposta in grado di contribuire a spostare in avanti non solo il dibattito, ma anche la percezione spesso conflittuale tra le due città, che oggi intendiamo rincomporre in una sola città. Come ANCE intendiamo porre rimedio a questo ritardo di riflessione che vi dicevo all'inizio, al tempo perduto, e lo vogliamo fare, come ho detto, provando a proporre un metodo di lavoro fondato su alcune persone autorevoli e soprattutto, credo, appassionate.